abbiamo sentito da Bossi, siamo alle ultime battute per il federalismo demaniale. I vantaggi per la provincia di Venezia ce li spiega la presidente Francesca Zaccariotto. Presidente, con il federalismo demaniale quali sarebbero i vantaggi per la provincia di Venezia? Ma sicuramente un vantaggio di carattere economico e territoriale, quindi noi ci auguriamo che nel definirlo e quindi nell'aver individuato nella regione il soggetto principale sia possibile aprire quello che è un dialogo fra provincia e comuni e quindi un'opportunità di dividere questo federalismo assieme a quelli che sono gli enti più territoriali e più vicini ai cittadini. Riusciremo a portare le Olimpiadi a Venezia? Credo che questa sia la speranza di tutti. Dai discorsi che oggi ha fatto Bossi io mi auguro che le porte non siano assolutamente chiuse, quindi la sua definizione di vedere in Venezia una capitale morale ci fa sentire che in questa città c'è molto di emotivo, di affettivo e quindi che la distingue come unica al mondo non solo per i suoi aspetti turistici, culturali, della promozione di un territorio che è particolarmente ricco, ma anche di un territorio dove ognuno sogna di poter venire almeno una volta e quindi noi almeno una volta vorremmo avere le Olimpiadi.